Scusi. No, e ora... Buongiorno. Buongiorno un cazzo. Allora, sai quando ti faccio il discorso, no, del deturpamento che passa apposta per Marghera? Stessa roba per persone, te passi qua con Mario e Michele, tu capio? E dopo tutti gli altri e tutti bei, tu capio? Aspetta. Oddio. Aspetta. Cioè, valite picca. Che pettinatura, Se passi i carabinieri, da lì sto ricciardia. campo Rom qua. Sì, ma dà multa so che poi cavei. Guarda, È una chiave. Ah, ok. È una chiave, non una chiave. In italiano, Dopo ti metti il traduttore. in lingua volgare è una chiave. Ti spiega cosa serve questa chiave, gentilmente. Allora, se avete capito bene il campo Niente. di Mario, se avete capito bene il campo di Se Mario, avete come capito, dice- dopo Allora, se faccio il camper- fatica a mettere i sottotitoli. Allora, se avete capito bene il campo di Mario come funziona con le chiavi. Non c'è altro da fare, bisogna sempre avere le chiavi dietro. E a pedate, Perché- spiazzai. E colla soprattutto colla. Ecco, ok, bene. Con questo dovete Ucciuccio, rendervi conto che quando si troviamo in baraccata così, se so che affari vostri dopo. Ecco. Perché se uno non ha un cavo da mettere a posto, un altro che ha il vero È da vero. fare. Dai, spacca qualcosa. Siamo... Cava una gomma. Ah, Despa? Sì, Fai scusa una Despa. gomma, dai. Siamo Se fai no, Despa. mica contenti. Siamo fai Despa. Potete me droghe anche a me. Ecco. Volevo farvi vedere il camper vintage di Mario che vince tutto. Allora adesso io e Mario cos'è che stiamo facendo? Allora praticamente Mario voleva prendere l'adattatore per il sgancio rapido del tubo dell'acqua, no? Io gli ho detto sì, ok, intanto non prenderlo su Amazon, ti costa meno se lo compri su negozio. Seconda cosa, la modifica da fare, vedi, io gli ho attaccato un tubo di gomma con delle fascette qua, guarda qua, vedi? Vedi? Così quando l'acqua va in pressione non butta fuori, non sfiata fuori, no? Così va diretto nel serbatoio e puoi riempire fino all'ultimo. Adesso proviamo su quello di Mario. Se non va bene, il chiappetto Yuri. Vai Mona. Magari chissà che Dio ti ascoltasse. Ora vedremo. Allora, prima di trovare il buco, Va? sta da smuovere un fiato finché non ti lo trovi. Ma mi sa che qua No, ti lo trovi anche sul mio le... è duro, Eccola, boh. Vabbè, basta non te mi passi dentro dopo. Vabbè, pazienza. No, non si che fa No male. dai, sì, non sta insista. Sai che va più corto sul tuo il tubo. Ti fa il tubo più corto. Sì, beh. Comunque l'attacco è universale, cioè non è da far prove, è universale l'attacco. E dopo dentro te varie guarnizioni, ne Sì. do 3. A te se devo riprendere. Sì, forse. E così abbiamo Mario come vicino, ma adesso ti spiego io cosa facciamo. Allora, innanzitutto dove abito oggi? Sbam! A qua, di un parcheggio. Un'idea fantasia. Questi singani moderni qua che mi portano in parcheggi. E guarda corriere da camperizzare, guarda questa, guarda che figa occhio, guarda che super corriera tuning, guarda che stop con le prese d'aria nel motore dietro, guarda che bellissima cacchio, si ha un assetto un po' esagerato secondo me, tanto sbalzo, non ha il gavone per la bici, però è figa cazzo, che rode. Oh, che arriva anche al Michele, vedi tu? Che là il camper da Singani, a macchina a scheda, sgranassoni. Max, sto quasi un messaggio per te, Max. Sta quasi la macchina che ti avevo proposto di fare una permuta Ecco. con il tuo Range Rover. Sta quasi la macchina. Cazzo che affarda che il Jaguar con un Range cambio, Rover. ti me la Range Rover e te la go Jaguar. Buono cazzo, ascolta, ha avuto fare una permuta, non so, col mio camper e un Ferrari o roba del genere. Con CP vuoi entrare? No, non si tocca. Sono con Mario. Vabbè, con Mario è sempre disponibile. No, calma. Uccio adesso, State Uccio adesso, prepareve, Uccio. Gringelline, sì, sempre disponibile. Mentre con Michele no. Per i maschietti mi dispiace, Ah, tanto ecco. di rispetto, ma... Perché Gianni. Quindi ecco, mi dispiace, ma purtroppo Mario non sei disponibile. E allora gli direi perché i tre dell'Ave Maria qua si sono trovati, a parte per trovarsi in ogni caso, cioè perché insomma ci mancherebbe anche quella. Dopo Michele no, ma mi aveva proposto di provare a rifare le finestre, sai che le finestre là di net sono tutte strussate. E ora occhio cosa ha portato. No, Proposto. tradotto, occhio cosa ha portato, perché sennò poi mi tocca far fatica a mettere i sottotitoli. Proposto. Allora, una spugnetta di quel pal trucco, ok? Una roba con scritto 3M, ghinettante. Allora, una roba. 3M se il prodotto. Ecco. Perché vorrei, cominciamo prima di tutto con la carta vetrata fina. Ho paura, non e vi cominciamo- nascondo che... E cominciamo subito a gratteggiare il vetro. È lo stesso prodotto che che si adopera per fare i finestre, per fare i fanali delle macchine. È lo stesso identico problema. Allora, ti presente che i fanali delle macchine
qui in plastica e diventa chiari, diventa bianchi, diventa opacisai. Interpretate in lingua italiana, cioè corso Veneto livello pro, le traduzioni te le fai tu. E le ombre qua che fai i gesti le Mario da Drio. In poche parole cominciamo subito il brutto a illuminare la finestra a Yuri. Ecco. Intanto vediamo come che vi è fuori. Però che c'è un problema che mi sono piccenini. Eh. Non arrivo ben dappertutto. Fammi pensare, non ho gradini. Vogliamo Mario no, Mario dove va tu senza gradini? Dai! Ma non si può! E dopo soprattutto mi serve un po' di acqua perché bisogna che bagniamo Oh sempre. mio. Bisogna che bagniamo Allora, intanto però proviamo in un angolino, no? Per vedere... bisogna che passiamo direttamente qua dove che si già opatizzà. Sì, ma in un angolino... Cioè no tutto, provo in tutto diretto? Sì. No pa sfiducia, ma te sa, no? Vai tranquillo. Vediamo tranquilli, va bene dai. Che vada, compriamo finestre di nuovo. Ma che vada, questo è l'ultimo video di Michele! No, che perdo l'amicizia, la Vai, vita proprio! vai. Ah, vita proprio. Ora proviamo sull'angolino. No, ho capito, mi strusci a finestra, te cavo l'amicizia! Non lo so! E ora passiamo sull'angoletto. Stato il motivo del singano, ansia, 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 ansia. E gli altri che avremo. Porca troia, ma mi fa solo il regista. Ah no, che fattura, perché dopo sembra che li sfrutto, no? Ho portato i crostui, quindi io in cambio li nutro. E cos'è il nutrimento? Cioè l'atavico significato del cibo cos'è? È la vita. I croccantini che portare gli AEMI. Ma no, sì, i croccantini, quei per persone, roba del carnevale. Quindi in un certo senso io gli do la vita, capisci? Allora, ansia sì, anche perché già vedendo Mario in qualsiasi contesto te viene ansia solo per quello, no? Però vedo i vetri che ha fatto Michele, effettivamente sono venuti a nuovo, quindi questo è il suo camper. E soprattutto non bisogna mai forare da fuori. Che cazzo? Non bisogna mai forare da fuori. Mi chiedo scusa al tipo che non l'ha fatto, però non bisogna mai forare da fuori. Perché idea fretta, accidenti. Aspetta, perché dopo che scommetto ci chiedono sì, ma che prodotto è questo e quello. Allora domandiamo a Michele. Lui ha preso un kit, mi pareva, no? Mi raccontavi, no? Sì, è un kit per i fanali. È quello che ti do per i fanali delle macchine. Marca, nome, dove l'hai preso? Guarda che roba. Guarda, ara qua, l'angolino abbiamo fatto. Del lusso. E qua che c'era 3-4 strisci qua, È vero. È vero, confermo. Seppur con malcelata riluttanza, ma confermo che il mio camper aveva i striscetti nelle finestre. Yuri, metti. Cosa? Oh, Mario con la carta igienica. Come raduno che fatturava tutto. Il primo passaggio, secondo, e dopo l'importo lo mettiamo a parte. Ciò. Niente, Mario vuole fare il video al suo prendisole estivo, cioè il suo importante gadget. Il mio prendisole estivo con l'acqua salata di solito, sotto il sole, al mare, in montagna, dove vuoi. Faccio così, si andava ogni volta al mare con l'acqua salata, che gesti fa lei? Guarda l'aeroplano! E praticamente questo funziona con una cordicella, si mette a bagno sotto in mare e si rimpienisce, dopo buono cazzo! Cioè se non c'era il tutorial di usare il spruzzino del Mario, cioè proprio... Allora no dai, parti scherzi, prima dell'inizio il vetro deve essere sempre ben bagnato, quindi noi vedi lo abbiamo spruzzato con lo spruzzino di Mario, no? Il suo gadget 2019, dopodiché si passa il primo prodotto. È una carta vetrata molto fina, la più fina, cioè la più grossa, perdonatemi, il contrario, più grossa, e poi si va sempre più fina, finché si toglie via i grafici più grossi. E poi alla fine si passa il prodotto che è un lucidante. Dopo aver risciacquato di nuovo, giusto? Esattamente. Ok. Quindi adesso togliamo via tutti quanti le imperfezioni del vetro e poi alla fine togliamo via l'opacità che diventa opaco il vetro, no? Andiamo a vedere perché dopo mi so chi me domanda. Allora, dove l'hai preso? L'ho preso al Lidl. Al Lidl, no, ok. Lidl, perdonami, all'Auchan, vabbè, comunque della 3M. Ma secondo me li puoi trovare sì anche al Beps, li ho visti, no? Quindi trovi tutto il kit
delle varie carte vetrate e dei prodotti da dare, e poi ci sono le istruzioni che ti spiegano in sequenza quale utilizzare. Ciò che a noi interessa è più che altro l'applicazione che stiamo vedendo e abbiamo visto in questo momento, e un'altra roba che non mi ricordo, soveccio, l'età che avanza qua, aspetta, ah sì, è vedere il risultato, no? Dai, Nemo. Epic moment, Mario che fa qualcosa, occhio, l'ho filmato io in esclusiva sulle puntine del mondo, incredibile cazzo, gustati sta scena. Non l'ho fatta a rallenti perché c'era da mettere tipo la musica dei Queen, We Are The Champions, sai, presente, tutto a rallentatore, Mario che lavora tutto sudato come i film di Rocky Balboa, no? Con tutte le gocce su. E adesso gli diamo la lucidata con questa spugnettina qua. Grazie alla mia prontezza di asciugatura, il prodotto va rimesso a lucido adesso. Ottimo. Adesso vedi ancora opaco perché dobbiamo dare il prodotto però finale. Però una cosa, signori. È cucù. Sì, se devi fare a manina è lunga, Cioè, noi qua abbiamo il Michele che ha portato l'avvitatore, queste robe ad altissima tecnologia, difatti guarda che alto che lei, guarda che roba. E con incredibile stupore, cioè sta venendo sul serio, è incredibile. Spiega cosa che sta avvenendo. Sta venendo bene, no, sta venendo bene. Adesso non so se abbiamo prodotto per fare la parte destra, adesso vedremo. Vedi, adesso Michele sta pure... Il marocchino lava vetri. Quel che fa stile Mario. Adesso sta... Con una modica cifra, 20 centesimi. Grazie amico, grazie. E fa tutti i vetri del campo. Buono cazzo! Così a me si Ottimo prezzo! Mi Mi mando l'indirizzo email. Allora, no, ha dato l'ultima passata con acqua e lo sgrassatore, quello per i piatti, no? Abbiamo messo. E abbiamo detto, Mario ha detto giustamente di quanto costa, perché dopo giustamente ne domanda anche a quanto costa. No, quanto costa Michele, che sei gentile, è buon come il pan, no il pan vecchio, il pan inteso, cioè con te sforni il pan, che è buon, perché le tanti tipi di pane, no? Però vabbè, se ben capio, no? E ha detto 13-14 euro, vero Michele, confermi? Sì, Ecco. 13 e 14 euro. Esatto, dipende dalla giornata, cioè quando vai a in cassa, quant'è? 13, 14, no 14, te me stai in culo, hai capito? Cioè dipende proprio I prezzi passomiri, ricorda. Che catati la differenza, allora vedi, quello a sinistra era tale e quale nella parte destra, che adesso è completamente a nuovo, manca solo un piccolo angolino che lo facciamo adesso. Purtroppo abbiamo finito il prodotto, quindi la parte sinistra niente, però insomma va a destra, cioè a finestra del CP, adesso vede il paesaggio circostante, no? È vero Michele? È bellissimo, premetto, prima non si vedeva neanche fuori, neanche dentro. Esatto, non si vedeva neanche dentro. E dopo per di più a Giulia un'altra cosa da dargli. E ciò? Che abbiamo già fatto sul camper di Mario, che tira l'inverter, vero? Che dà in fuoco? Sì, con l'inverter, che va a 220, boh, che dopo che possiamo vedere anche questo lavoro qua da farghe. Oro. Ultima passatina, comunque fantastico ragazzo, fantastica la storia. Oh, incredibile, cioè nuovo letteralmente, proprio, che robe. Cioè sono senza parole, nel senso che a parte grazie Michele primo, ma secondo, cioè pare impossibile che un vetro preso com'era, ti ricordi, beh adesso no, siamo un po' in controluce, non si vede bene, guardiamolo da dentro, fermo là, tac, CP, guarda che è vero che te ga, guarda, allora questo serve per, no sta là Mario che te censura, eccola, e ora a parte rovinata, serve per censurare Mario, no? Tipo sui telegiornali, no, qui mette a censura, e a destra guarda che roba, pazzesco, incredibile. Apri i cassetti? Sì, tutto quanto, ok. Bagno, cassetti. Un altro gioco che proviamo di Michele, lo attacchiamo all'inverter, un igienizzatore. Esattamente, per sterilizzare e disinfettare l'aria e tutti i germi, microbi del camper. Beh, mi è già sterilizzata, quindi non serve, la portiamo fuori. Non vi consiglio di acquistarlo perché costa l'occhio del signore, se avete bisogno fatemi un fischio, volentieri, in amicizia. Che storiazza. Buon, allora portiamo fuori il CP, lui ci dice di aprire tutti i picci qua, i gavoni e basta, via. Specifica che non sia roba nociva, perché se ti dà roba in campo si può utilizzare comunque a fare lo stesso lavoro. Esattamente. Ottimo. Bisogna specificare. Difatti qua sì, per le muffe dice Michele che serve quella roba. Allora appena entri dopo sa da piscina. E lo stiamo facendo, sì è vero, senti che roba, stiamo facendo andare tramite inverter. Nonostante tutto le batterie sono a 13,1 e stiamo caricando a 0,7, quindi
è vero che non siamo al sole, siamo all'ombra, secondo me non consuma un cazzo sta roba. Michele! Ma quelli giornali, Yuri? Sì, Quelli giornali, sì. ma secondo me non consuma niente? No. Perché è vero che siamo all'ombra, però le batterie 13 e 1. Non consuma niente. Io tra i- Infatti io attacco sempre con l'inverter con il mio. Uzzu hai giocato io da Mario, Uzzu hai giocato io da Mario che ne mostra, attento, sta attento. Oh, via. Caro signore, no, e Mario è stato gentile, ci voleva regalare una tanica a 20 litri. Io gli ho detto, guarda, a me anche servirebbe tanto, ma non so dove metterla purtroppo, perché tutti gli altri ve il gavone e la doccia separata, e mi no, E dentro mi sono bisogna letto. mettere la batteria. Comunque ragazzi, niente, io ritorno qua, cioè, se dovessi camperizzare sta roba, è vero che non hai i gavoni, ma guarda che figa, guarda i stop da Drio, guarda le prese d'aria, guarda che roba, incredibile, è racing proprio. Assetto, guarda che roba, gomme larghe. Ecco, e questo è il camper di Mario con il disastro. Insomma, da questi 3 brutti musi a Scorsese, in provincia di Venezia, così qua. La città dell'acqua. Esatto. San Benedetto. Occhio il cane. Aspetta. Io risulto a fianco, pro che tira su una portuta. Uzzu. Giornata del campo e fai da te. Cosa di fare che cancana dei macchine? Uzzu. Aspetta che c'è qualche pantegana che avevi paura. Dai, adesso non stai a strassare. Mamma mia, scusi! No, cosa c'è? Cioè, guarda, raga, 3 cavi taccai qua. Così. 2 cavi passa di qua e si interrotti da qualche parte. Non si capisce dove cazzo Guarda, ti sì che non vada. sia neanche interrotti, La serie, quanto peso? 2,5, 2,9 coi cavi. Ragazzo, Colli Ugani, bellissimo. Allora adesso sì, abbiamo salutato Mario e Michele. Mario non ne sa appena via, le terribili Mario, porca miseria. Adesso sto andando nell'area di sosta gratuita di Montagnana, che se non c'è gente strana diciamo visito anche il castello, quindi chiudo il camper lì e vado a visitare il castello e basta, sto 2 o 3 giorni a fare dei lavori, poi quando torno continuiamo le finestre con Michele.